Un giovane uomo è stato soccorso questa mattina dal personale medico-infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un infortunio sul lavoro che si è verificato negli spazi di un'attività produttiva a Fontana Fredda. Per cause in corso di accertamento è caduto da un'altezza di circa 3 metri. Il personale medico-infermieristico ha preso in carico l'infortunato che è stato trasportato all'ospedale di Pordenone a bordo dell'ambulanza in codice giallo. Due persone invece sono state soccorse dal personale medico-infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un sinistro che si è verificato in tarda mattinata all'altezza di Moimacco lungo la statale 54. Due vetture si sono scontrate tra loro. Il personale medico-infermieristico ha preso in carico entrambe che sono state trasportate, una a bordo dell'ambulanza, l'altra con l'elicottero. Per fortuna entrambi non sono in pericolo di vita. Con il completamento della posa di 64 strutture artificiali sommerse al largo di Lignano Sabbiadoro si è conclusa la parte più impegnativa del progetto Unità Produttiva Ittica realizzato da Confcooperative Friuli Venezia Giulia su un'idea del consorzio Cogepa con un sostegno europeo pari a 570.000 euro erogato dalla Regione Friuli Venezia Giulia tramite il fondo FEAMP 2014-20. Scopi e risultati attesi saranno illustrati dai protagonisti domani, martedì 5 dicembre, presso la vecchia pescheria a Marano Lagunare a partire dalle 16.30. Dopo l'introduzione del presidente regionale di Confcooperative, Daniele Castagnaviz, il progetto sarà descritto da Giovanni Dean di Confcooperative Federpesca Friuli Venezia Giulia. Ai partner del progetto è stato affidato il compito di approfondimento durante una breve tavola rotonda. È prevista la partecipazione dell'assessore regionale Zanier.